mi fa molto piacere essere qui oggi perché l'evento di oggi, organizzato dalla Federazione degli Ingegneri, è importante per due motivi. Uno, per sensibilizzare in generale l'opinione pubblica su un tema che ha già conseguenze importanti sulla vita delle persone e l'avrà sempre di più, perché il cambiamento climatico, lo stiamo già vedendo, impatta già in moltissime attività economiche, sociali, viaggi, produttive, ma questi impatti sono i primi che stiamo vedendo nelle nostre nazioni un po' più fortunate di altre, dove gli impatti sono invece già molto rilevanti. Altri molto più importanti arriveranno, quindi è bene capire che cosa dobbiamo fare per evitare di incorrere in danni economici e personali estremamente importanti. Il secondo motivo è che un ruolo molto importante in questo processo, in questa azione per contenere e limitare gli effetti del cambiamento climatico ci saranno proprio gli ingegneri, perché l'infrastrutturazione di cui abbiamo bisogno, la trasformazione in campo energetico, in campo produttivo, in tutti i settori, perché il cambiamento climatico è pervasivo, richiede appunto innovazione tecnologica, richiede nuove infrastrutture, richiede interventi nei processi produttivi che inevitabilmente passano attraverso il ruolo fondamentale di un ingegnere che deve disegnare dei progetti, deve disegnare degli impianti coerenti con gli obiettivi che ci siamo dati come Paese, come Europa, di riduzione delle emissioni. Quindi il criterio limitare le emissioni dovrebbe essere il criterio guida di ogni progetto realizzato da un ingegnere nei prossimi anni. La tecnologia ha fatto enormi progressi sia nel mettere a disposizione le soluzioni, sia nel mettere a disposizione a dei costi estremamente competitivi. Quindi oggi, ad esempio, produrre energia elettrica con rinnovabili costa meno che produrla con energie fossili. Oggi il costo totale di un'auto elettrica, tenendo conto di tutta la vita di un'auto elettrica, è inferiore a quello di un'auto tradizionale a combustibili fossili. Certo, il costo d'acquisto è diverso, ma poi il costo operativo, tenendo conto della durata di vita dell'automobile, è più basso. Quindi le batterie hanno avuto un crollo incredibile di prezzo, così come le illuminazioni a LED, cioè tutte queste soluzioni hanno avuto una riduzione di prezzo così forte da renderle competitive sul mercato. Adesso si tratta di diffonderle. Quindi abbiamo bisogno di strumenti legislativi, abbiamo bisogno di incentivi economici, ma abbiamo soprattutto bisogno della consapevolezza che queste soluzioni sono vantaggiose economicamente e per l'ambiente. E questo doppio dividendo è fondamentale che sia recepito non solo da chi questi strumenti poi li deve adottare per la propria abitazione, per la propria industria, ma anche da chi aiuterà, come fanno gli ingegneri, in questo processo, realizzando, accompagnando i progetti che devono essere realizzati. La sfida planetaria è vero, e uno potrebbe argomentare che l'Europa produce soltanto l'8% delle emissioni complessive e l'Italia meno dell'1%, e il Veneto ovviamente una frazione minuscola delle emissioni gas serra complessive. E pur tuttavia, proprio perché è planetaria, ciascuno deve fare la propria parte. Nessuno è in grado di risolvere da solo il problema, ma nessuno è in grado di risolverlo senza gli altri, quindi ciascuno deve contribuire. Quindi anche il Veneto, per quello che può riuscire a fare, può portare il suo contributo. C'è un secondo motivo importante però, che questa transizione, chiamata energetica, ecologica, climatica, come la vogliamo chiamare, in realtà è anche digitale, sono tante transizioni che si mettono assieme, e anche sociale, culturale. Questa transizione non porta soltanto benefici globali, perché affrontare il tema del cambiamento climatico significa anche affrontare il tema dell'inquinamento delle città, e risolveremo simultaneamente l'uno e anche l'altro, risparmiando, dati ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia circa 60.000 morti all'anno per infezioni polmonari legate all'inquinamento urbano. Avremo dei benefici economici, pagheremo meno l'energia e avremo una minor volatilità dei prezzi dell'energia, tema molto caro in questi ultimi giorni. Quindi accelerare il processo di transizione e la risposta al cambiamento climatico porta sì dei benefici importanti di medio e lungo periodo, ma porta anche enormi benefici di breve, ed è questo l'altro motivo importante per cui anche il Veneto deve fare la sua parte.